Lavorare insieme per formare una coscienza civile capace di opporsi alle mafie, per evitare i silenzi ed omertà. Convocare gli stati generali della legalità è quello che chiedono i segretari regionali di CGIL e CISL e UIL in un incontro a Palazzo Balbi con il presidente del Veneto Luca Zaia, che si è detto favorevole all'istituzione della commissione antimafia regionale. Non basta la repressione, ha aggiunto, ci vuole prevenzione e creare gli anticorpi. Questa è una misura assolutamente condivisibile sul piano istituzionale. Noi oggi abbiamo chiesto, ovviamente nel nostro ambito, al Presidente di convocare gli Stati Generali della legalità per il Veneto, del contrasto alla criminalità organizzata, coinvolgendo le rappresentanze delle categorie economiche, le forze sociali, per, ripeto, condividere un piano strategico che ci permetta di mettere in campo anche azioni nel nostro ambito di prevenzione. Penso che questo sia un elemento importante perché non basta la magistratura, non basta solo la politica, serve che anche la società civile e la società economica della nostra regione reagiscano e si diano degli strumenti. Come abbiamo fatto con il tavolo della sicurezza che insieme al Presidente Zaia abbiamo gestito e coordinato, così vogliamo intervenire sul problema della sicurezza. Il problema della sicurezza non è di una singola associazione, non è di una singola organizzazione, è un problema di tutti. Insieme vogliamo cercare di sensibilizzare e far sì che il problema della sicurezza sia un problema che parta anche dalle scuole. Ritengo invece che noi dobbiamo fare un lavoro congiunto, quello di appoggiare queste iniziative, ma anche un lavoro congiunto in riferimento a dei protocolli sugli appalti, cioè ci sono delle situazioni di notifica, ad esempio di lavoro nei cantieri, che è uno dei soggetti più importanti dove si insedia la malavita, ma anche la questione dei settori privati, la cooperazione, quando si hanno 3-4 giri di appalto nei lavori privati e là si insedia la malavita e tagliano i diritti ai lavoratori e quindi anche quello è e quindi indeboliscono il tessuto sociale e del mondo del lavoro e si crea il tessuto per gestire la malavita. Questo è il problema vero.